Ben ritrovati dalla redazione. Forse per una manovra errata, una distrazione, ieri un SUV Jeep è finito sulla scalinata alla fine del viale 20 settembre a Trieste, prima del centro commerciale Giulia. La discesa non consentita ha provocato anche alcuni danni ai gradini e un tratto è stato chiuso all'accesso pedonale. Fortunatamente l'auto si è fermata nella prima parte della rampa. Sul posto a recuperare il mezzo guidato da una ragazza sono stati i vigili del fuoco, che hanno impiegato circa 2 ore per mettere in sicurezza il veicolo, riportandolo sulla strada. Da lunedì non sarà più possibile parcheggiare a Trieste al Molo Quarto. Il cantiere che farà nascere il parco lineare del Porto Vecchio avanza e si prepara ad aggredire anche quegli spazi dove ad oggi sono ancora disponibili 485 stalli. Di conseguenza il Comune revocherà alla Trieste Terminal Passeggeri la concessione di quell'area. Alle 8 del 12 agosto, precisa Francesco Mariani, amministratore delegato di Trieste Terminal Passeggeri, in quegli spazi non dovrà esserci più uno stallo occupato. In pratica, fino a quell'ora le automobili potranno solo uscire e lasciare definitivamente il parcheggio. Nella sua vita amministrativa il Comune si è occupato di strade, scale, marciapiedi, giardini, mai di scogliere. C'è sempre la classica prima volta, in questo caso scoccata sul lungomare Benedetto Croce, la passeggiata che accompagna a mare la pineta di Barcola. Le mareggiate dell'ottobre-novembre dello scorso anno hanno causato danni alla scogliera, che protegge il camminamento, per cui il progetto di ripristino intende alzarla di 50-80 centimetri e di allargarla per 1,5 metri. Obiettivo semplice quanto importante: smorzare l'onda nel caso si ripetano i fenomeni meteo di 9 mesi fa. Muggia: nella prima mattinata di ieri cambiata la viabilità all'ingresso cittadino per chi arriva da Trieste. Parliamo dell'asse viario che comprende via Cesare Battisti e largo Caduti per la Libertà. Il motivo dello stravolgimento riguarda i 2 torrenti sotterranei incanalati e ricoperti dal manto stradale, in particolare le condizioni della volta di copertura. Sono arrivati gli esiti delle ispezioni effettuate dai sub della società in situ, effettuate tempo fa, ha spiegato il sindaco Paolo Polidori, e le notizie non sono buone. La porzione di largo Caduti della Libertà, lato edificio del distretto sanitario, nasconde sotto di sé il letto dei 2 torrenti che proprio lì vanno a incontrarsi prima di sfociare all'altezza della postazione del 118. Le volte sono in pessime condizioni. I sub che sono risaliti il torrente hanno verificato che in quel punto le condizioni della volta non permettono più il traffico veicolare in superficie. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo sereno o al più poco nuvoloso, nel pomeriggio sulla fascia alpina, venti a regime di brezza, temperature in aumento, temperature minime in pianura fra 20 e 23, le massime fra 33 e 36 gradi, sulla costa minime fra 23 e 26, le massime fra 30 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.